Hanno fatto davvero un bel lavoro con risorse decisamente limitate. Le persone, che poi menzioneremo come titoli, che hanno avuto a che fare appunto con il restauro della necropoli di Mandras o Mrandas. Ci troviamo in territorio di Ardauli e vi facciamo vedere una strepitosa necropoli a Domus de Janas del territorio. La necropoli di Mandras annovera diverse sepolture, ma tutti quanti praticamente dicono che la più importante o comunque la più bella è questa che io sto filmando adesso. Come potete vedere, ai suoi tempi questa sepoltura era introdotta da probabilmente un piccolo corridoio, un lastricato che potete vedere qui e una meravigliosa anticella che adesso filmiamo. Anticella che ha il soffitto davvero interessante perché ripropone appunto i travetti delle case dei nostri antenati. La sepoltura di Mandras è strepitosa perché rientra nelle Domus de Janas con la caratteristica appunto di essere decorate. Quando abbiamo menzionato all'inizio le persone che hanno reso fruibile questa meraviglia, avrei dovuto aggiungere, lo faccio adesso, anche un'archeologa, Cinzia Lui, perché se voi cercate riferimenti di questa Domus de Janas trovate appunto quasi sempre il nome dell'archeologa, alla quale, a lei e a tutta la sua squadra, io faccio i miei complimenti perché, se non ho capito male, arrivare in questa necropoli una decina di anni fa era praticamente quasi impossibile perché c'era un degrado incredibile e, ripeto, con dei fondi limitati sono riuscito a tirare fuori una maestosità della nostra storia. Non staremo dentro all'interno di questa sepoltura, non staremo dentro tantissimo. Faremo delle immagini fugaci, faremo delle immagini veloci per due motivi. Primo perché comunque è allagata e secondo perché è necessario appunto per chi vuole visitarla stare il minor tempo possibile. Ok, quindi questa delizia va ovviamente ammirata, va fotografata, va contemplata, però state attenti, prestate la massima attenzione e il massimo rispetto perché l'ocra rossa le pitture all'interno di questa Domus de Janas devono essere rispettate. Sono tanti i motivi di interesse di questa sepoltura. Come potete vedere, l'anticella è strepitosa perché è decorata in modo magistrale e ha la particolarità di avere, così come la cella principale all'interno, un soffitto che verosimilmente potrebbe riproporre quelle che erano le nostre antiche abitazioni. All'interno poi della cella principale è bellissimo appunto questa sorta di fossetta che sicuramente aveva un carattere rituale, aveva un qualcosa di votivo. Potrebbe essere poi un unicum questo meraviglioso motivo a graticcio, questo reticolato sempre di ocra rossa. Potrebbe essere un unicum perché io sinceramente nelle Domus de Janas decorate che ho visitato non l'ho mai visto. Noi siamo sempre abituati a sentir parlare appunto di ocra rossa. È un pigmento, è praticamente un qualcosa di inorganico. Anche qui hanno fatto delle analisi ed è il risultato appunto essere composto da ossidi di ferro, da silicati di ferro, praticamente ematite. Inquadrare cronologicamente questa sepoltura non è facile perché non ci sono scavi scientifici. Cioè praticamente gli studiosi che si sono avvicinati in questa sepoltura mi è sembrato di capire che hanno fatto un restauro grandioso ma non hanno fatto uno scavo stratigrafico. Una Domus de Janas, anche questa spettacolare, straordinaria. Le Domus de Janas avevano, così come questa,
avevano due funzioni. Una era quella di accogliere il defunto, l'altra era quella di accogliere i vivi appunto che venivano a trovare il defunto. Ed è straordinario perché c'era una sorta di comunicazione con il defunto e questa comunicazione poteva essere sia individuale, pensate a me, pensate a voi stessi che andate a trovare il vostro caro defunto, ma poteva essere anche collettiva. Pensate magari all'interno della cella principale, attorno a quella fossetta, tante persone, magari i figli, la famiglia del defunto, gli amici o i parenti che in quel caso compivano dei culti, dei riti per augurare miglior vita al trapassato. E così, amici dei Cursori della Memoria, finiamo le immagini con questa meravigliosa inquadratura. Allora, mi raccomando, se venite qua, massimo rispetto, cercate di avere la massima cura, il massimo rispetto per questa sepoltura, state all'interno il minimo possibile, un po' come abbiamo fatto noi, perché all'interno io ci sono stato esattamente 90 secondi. Possibilmente cercate di non usare flash, se volete illuminare le pitture sarebbe l'ideale una luce a LED. E così, quindi, amici dei Cursori della Memoria, apro e chiudo una parentesi, poi un giorno vi spiegherò perché la pagina ha questo nome. Quindi, amici dei Cursori della Memoria, io vi do un caro abbraccio, un caro saluto da Ardauli, viva la necropoli di Mandras o Mrandas, viva il Cursori della Memoria, viva Ardauli. Ciao a tutti!